Le aziende di trasporto pubblico su gomma dichiarano guerra alla Regione Veneto. Si vocifera un altro taglio, stavolta di 8 milioni di euro, al fondo regionale per il trasporto urbano ed extraurbano. Una misura che metterebbe a rischio gli stipendi di autisti di bus e corriere. Per ora noi non siamo a questo punto, però diciamo che le nostre aziende devono far ricorso al credito poiché i primi finanziamenti, i primi corrispettivi a noi dovuti l'anno scorso per esempio sono arrivati a giugno. Così è sempre più difficile gestire bilanci da decine di milioni all'anno e centinaia di dipendenti. Altrettanto complicato è programmare i servizi minimi con costi come quelli per gasolio, assicurazioni e personale che sono in costante aumento. Confservizi Veneto, associazione che raggruppa tutte le imprese di trasporto pubblico della regione, mette in guardia il Consiglio Veneto che mercoledì potrebbe votare l'ennesimo taglio di 8 milioni di euro sui 264 già arrivati da Roma per il trasporto su gomma. Una somma che altre regioni come Emilia e Lombardia invece integrano con fondi propri. La Regione Veneto non solo non fa questo, ma addirittura anche tiene per proprio conto parte, seppur piccola, di fondi che destina ad altri settori. Tutto questo di fronte al fatto che ci obbligano a mantenere gli stessi servizi minimi. Ora io voglio capire com'è possibile questa situazione. Confservizi intende informare del problema tutti e 60 i consiglieri di Palazzo Ferrofini. La Regione sembra inattiva nel settore del trasporto pubblico locale, quasi disinteressata, è stato detto dai vertici delle aziende nella conferenza stampa di Padova, vertici che di promesse ne hanno piene le tasche. Quello che è trasferito allo Stato esigiamo che ci venga dato alle nostre aziende.